Attraversato l'armadio, adesso siamo a Narnia. Buongiorno, oggi siamo al passo Piano delle Fugazze, sono in compagnia di Andrea. Saluta Andrea! Facciamo un giro ad anello, il giro di Campogrosso, passando per il ponte tibetano. Questa notte, ieri, ha nevicato, non tanto, e il tempo è quello che è. Avis, ponte tibetano, ho detto. Oh, che bello quel ponte innevato. Guarda, senti come che baglia, che c'è un po' di... perché c'è tanta neve sopra. Dai che si balla, Siamo in discoteca, si balla, ma tanto, tanto, tanto. Non è passato nessuno. Ci sono 20 centimetri di neve fresca. Bellissimo. Com'è, Cire? Bellissima giornata, bella compagnia, bella neve. Ah! Si è un po' aperto da... Adesso facciamo una piccola pausa al rifugio Campogrosso, dolcetto, caffettino e poi riprendiamo. Riprendiamo il cammino dal rifugio Campogrosso, andiamo su per le magliette, manga baffina, chiudiamo l'anello. Cosa? Cire fa da apripista, detto il gatto delle nevi. La Sicilia. Attraversato l'armadio, adesso siamo a Narnia. Monte Carega si è aperto un po'. Passo Piano delle Fugazze, un'ora e mezza, Marga Boffeta 020. Dai.
Raga, Boffenta è aperta d'estate. Arrivati in strada, adesso facciamo gli ultimi chilometri su strada asfaltata, innevata. Ci fermiamo però prima al Mangia e Bevi a fare merenda. Adesso facciamo un pranzo al Mangia e Bevi, pausa e poi riprendiamo e torniamo in avanti. Apertura con un prosciutto crudo. A Campo Grosso, la prima tappa. Dopo un tagliere e un po' di vino rosso riprendiamo il cammino e torniamo alla macchina. Allora, prima di tutto chi sei in Trentino, quindi la prima cosa bisogna parlare le lingue locali. Il cibo le sta ottimo, il vino è più alto, la dienzanella finale le sta apprezzata, guardate intorno e potete dire che meglio di così non si poteva oggi. Un saluto a tutti! Ci vediamo dopo la macchina. Ciao! Dopo 12 km, 350 metri di dislivello e 3 ore e mezza senza pause, siamo ritornati alla macchina. C'è un vento proprio che ti ghiaccia fino al midollo spinale. Come è andata, Andrea? Soprattutto la tappa finale. Soprattutto il tagliere con un po' di vino al Mangia e Bevi. Un saluto da Michele e da Andrea. Ciao e alla prossima.